Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel comedione veneziano, siamo su Formula 1, Melbourne, gara, la prima gara della carriera comediana. Vai ragazzi, andiamo. Carburante, miscela elevata. Tentiamo subito di superare un bel po' di macchine. Mamma, come mi sono inserito. Che partenza, partenza fenomenale del talentissimo veneziano alla prima gara. Un gondolare in Formula 1. Dai ragazzi, seconda curva. Mamma mia. Sportellate veneziane. Ma va bene così. E siamo al 10° posto. Vaffanculo. A di resta, a di restone, 11esimi siamo. Concentration commenda. Concentration, attenzione Grosjean, il pazzo. The crazy for Grosjean. The crazy. E il commentone nono. Cosa ha fatto il veneziano? Cosa ha fatto il veneziano al primo giro? Ricordo che è il penultimo livello e il comandone domina. Ho fatto una cosa incredibile con la miscela elevata. Attenzione, mamma che rischio. Cosa ha fatto il veneziano? Ma Perez tira la posizione. Siamo ottavi. Dai comandone. Mamma mia che partenza. Non cappellare, Ricciardo, un bastardo. E adesso calma, se dobbiamo difenderci. Carburante, rimettiamolo. Miscela normale. Ricciardo di merda. Ottavo posto, da tenerlo veramente con le unghie e con i denti. Vai comandone, partenza veramente devastante. Tensione infinita ragazzi. Prima gara, subito emozioni a non finire. Devo veramente allenarmi tanto a sto gioco, ma la prima gara la volevo fare subito per dare un assaggio di questa carriera comendiana. Ricciardo è là però, Reccia è là, fioi. Reccia è là. Occhio comandone, sta calmo. Sarebbe bello partire con qualche punto irridato. Solo che i primi volano veramente. Grande comandone, grande comandissimo. Carburante ottimale, dobbiamo stare molto attenti, Questa curva mi sta sul cazzo. Ricciardo, non guidiamo bene, siamo a Melbourne, una gara favorevole. Ricciardo, cosa ha tentato? Maledetto Ricciardo, ma esterno puro. Ma stai zitto che non ho fatto niente. Mamma mia che gara. No, arriva anche di resta. No ragazzi, Gigione è primo comunque. Ragazzi. Ma stiamo soffrendo troppo. Sofferenza infinita. Siamo solo alla prima gara, ma stiamo rischiando tanto. Abbiamo fatto una partita strepitosa, adesso dobbiamo difenderci perché ormai Perez è andato. E c'è Maldonado. C'è Pastore Maldonado. Dai comandone. Dai comandissimo. Purtroppo non siamo ancora in forma, nel senso che dovevamo migliorare molto in questo gioco. Adesso devo allenarmi bene, ma la prima gara la volevo fare subito. Di questa carriera veneziana. Parte il paletto. Che rischio.
Maldonado è là, ragazzi. Maldonado è là. Occhio al Maldo. Occhio al Maldo. Madonna che sofferenza. Mamma mia che sofferenza. Giro record di Nicolino. Giro record di Nicolino Rosbiff. Mamma mia, Pippo Massa è nono, ragazzi. È andato qualcuno ai box. Ah, il Bibitaro e Massa! Che sei inventato, Pippo! Che sei inventato, Pippo! Grandissimo comandone, ma certo che Vettel è andato ai box molto presto, eh? Come stanno le gomme? Insomma. Sembra che la vettura dietro di te abbia un lieve danno all'ala anteriore, ma non credo che le sue prestazioni ne risentano. E allora cosa cazzo me ne frega? Io voglio Tori. Siamo al settimo posto. I dati suggeriscono che Vettel si fermerà ai box fra 3 giri. Sì, ma si è già fermato. Si è già fermato, vecchio. L'ingegnere comincia già a vaneggiare. Se più non fa 2 soste, ma non credo. Vai com'è, siamo là, non riusciamo a prendere terreno e ne perdiamo subito. Sarà una stagione molto dura, devo allenarmi veramente bene. Giro record di Alfonso, giro record di Alfonso. Grande Alfonso. Dai, qualche culo riusciamo a prendere anche un po' di vantaggio, però è dura. Attenzione! Attenzione! C'è una macchina che ha perso qualcosa. Speriamo sia una macchina davanti a noi. Speriamo, cazzo. Comunque c'è una no, comandone no. Attenzione, il Bibitaro è sesto. Il Bibitaro Webber è sesto. Forse è Webber che ha perso tutto. Speriamo. Speriamo, ragazzi. Manana che gara, fioi. Una gara super difensiva, però Webber, no. Non penso. Tanto c'è di festa, ottavo. Sta andando bene con la Force India, ma state tranquilli però. Madonna, però, ragazzi, la CPU è veramente aggressiva, eh. Puttana merda. Mamma comandone, mamma che sgommatona. Sgommatona veneziana. Curva bastarda questa. Mamma mia che rischio. Le gomme sono andate ormai. Vediamo le gomme. Le gomme sono finite. I meccanici ti aspettano alla fine di questo giro. Rientra ai box. Ancora lettoni, ragazzi, veramente un sacco di incidenti. Adesso dobbiamo fare un buon giro, ragazzi. Mamma mia quanti detriti. Nessun ritiro però teoricamente, perché vedo ancora 22 macchine. Vai comandone. Cerchiamo di fare un bel giro. No, no, ma proprio adesso che devo andare ai box. Maledetto Gutierrez. Mamma mia, le gomme non ci sono più, ragazzi. È il fattore gomme. Mamma mia, le gomme sono finite. Le gomme sono finite. Non possiamo perdere secondi preziosi dietro a questa vettura. Sei più veloce nel secondo settore, cerca il sorpasso. Tanti errori adesso. Veramente le ruote non ci sono più. I pneumatici sono finiti. Moss rientra ai box. Sì, ho capito.
Ah, ho perso una posizione così. I pneumatici della macchina alle tue spalle sono molto meno usurati dei tuoi. Ok. Però è andato ai box anche lui. Ah, che pippone. E adesso vediamo, ragazzi. E adesso vediamo. Dai, veloci. Dai, veloci. Dai, veloci. Dai, veloci ai box. Va bene, adesso possiamo... Vai, andiamo. 13esimi siamo. Gli altri piloti quando rientri in pista. Ok, abbiamo le gomme nuove però. Ah, ho perso un po' di posizioni. Non sono previste altre soste ai box. Quante ne ho perse, ragazzi. Che disastro. C'è bagarre però davanti. Crediamo che Grosjean si fermerà per un cambio gomme entro i prossimi 5 giri. Dai che c'è bagarre. Dai che c'è bagarre. Possiamo recuperare un po' di posizioni, ma siamo addirittura fuori dall'obiettivo. E stra fuori dalla zona punti. Non me l'aspettavo. Le gomme hanno la temperatura giusta. Dai, commendone. Devo arrivare almeno 15esimi così la scuderia è felice. Dai, commendone, dai che c'è il Grosjean da superare. C'è il Grosjean da superare. Mamma mia che rischio. Un rischio incredibile. Dai, come non è cazzo, però non me l'aspettavo proprio nel 17esimo Il posto. gap dalla vettura davanti a te è di meno di un secondo. Sorpassala nella zona DRS. Porca miseria, vai. Vai di DRS. Nessuno ai box, non posso finire il 17esimo però. Attenzione, attenzione. E Alfonso fa la pazzia. Vai, ci superiamo Alfonso. Madonna, un doppio, forse triplo sorpasso. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Triplo sorpasso comendiano. Ecco, ha fatto il miracolo. Bene, abbiamo guadagnato una posizione rispetto alle nostre aspettative. Continua a spingere. Qua ho fatto il miracolo. Magari non arrivano i punti, ma arriva una buona prestazione. La vettura dietro di te ha perso l'ala anteriore, dovrà fermarsi ai box. Bene. Adesso speriamo nei box per qualcuno. E vediamo. Mamma mia che gara, ragazzi. 21, tanto una macchina si è ritirata, ragazzi. Giro record di Luigino. Giro record di Gigi. Giro record di Gigi. Giro record di Gigione. Posizioni più avanti del previsto. Siamo 13esimi. No, commendone, ma che cazzo fai, veneziano? Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Ma nessuno va ai box, ma cazzo. Niente da fare. E come prima gara può andare anche bene così. Dai, come. Calma, comandone. Che mi stanno dando via merda. C'ho le macchine davanti, mi danno via merda. Gara veramente difficile. Hai un margine di 2 secondi sulla vettura che ti segue. Ho capito, di festa, 12esimo, 5-5. Mamma mia, veramente lo stile di guida è veramente diverso rispetto a F1. Giro record di Gigi, ragazzi. Gigi vola. Gigione vola, raga. Tredicesimi, sempre 13esimi. Le gomme sono messe male adesso.
Cazzo, Hülkenberg sta arrivando. Hülkenberg sta arrivando. Bravo, come dai. Possiamo tenere. Attenzione però, Hülkenberg è qua. Non possiamo cambiare direzione ancora. No, cazzo. Caputtana. Calma ragazzi, calma. È difficile commentare sta prima gara perché sono tesissimo. Sono tesissimo. Attenzione, c'è la macchina che ha problemi, forse Vergne. Sì. Vergne ha problemi. Bellissimo. E anche un po' di fortuna. Attenzione, si unisce anche Hülkenberg. Hülkenberg di merda. Mamma mia. Mamma mia. Di un paio di posizioni. Mamma mia. Mamma mia ragazzi. Dai comandone. Tieni duro. 12esimi. 11esimi, no, siamo a una posizione da un punto. No, Dietro a Paul, ti precede di 3 posizioni. non ci credo. Dai, cazzo, almeno decimi. Mamma mia, che inizio di gara. 18 macchine tanto in pista, ragazzi, un bel po' di ritiri. Mi vorrei safety car adesso. Grazie agli pneumatici morbidi la vettura che ti segue è avvantaggiata. Non capivo, ma va in cui anche però. Oh, Bianchi 12esimo, ragazzi, incredibile. Dai, un'altra posizione, un ritiro, qualcosa, ti prego. Abbiamo 5 secondi di vantaggio su Bianchi, ripeto, 5 secondi. Mi fa piacere. Però sono i 7 su Bottas che mi girano i maroni. Dai, com'è. Dai, come una posizione per il decimo, per un punticino. Sarebbe bellissimo. Anche perdo, purtroppo perdo del decimo. Male. Safety car! La safety car in pista, safety car. Safety car alla prima gara, incredibile! Safety car alla prima gara! Pazzesco! Pazzesco! Miscela bassa. Il DRS è stato disattivato a causa della safety car. Incredibile, DRS safety car non disponibile. subito. Molto bene, sono contento, cazzo. Oh, c'è Chilton. Nono posto. E c'è la safety car. Dobbiamo superare la safety car e tornare in fondo al gruppo. Bellissimo, bellissimo. Vai di safety. Ci voleva questa. Dopo ho 2 giri forse per tentare un miracolo. Siamo all'anno posto. Che culo, ragazzi. Che sculata come indiana. Entra in coda e rallenta. Non puoi effettuare sorpassi. Dai, cazzo. Speriamo di fare presto, che così posso avere magari un giro di tempo. Tanto abbiamo il nono posto che in ogni caso va bene. 2 punticini e godo. Ragazzi, Bianchi decimo, pazzesco. E ha fatto lo stint lungo perché ha cominciato con le dure. Forse finiamo la gara in regime di safety però,
Pazzesco. Subito la safety car, ragazzi. C'è uno ai box prima di arrivare ottavi. Ottavo posto, ragazzi. Veramente una bagarre incredibile. Subito a bagarre la prima gara. E la safety car non si vede. Cazzo, la safety car non si sa. Qua rischiamo di finire la gara così ormai. Non vedo ancora la safety car nella mappa. Incredibile gara a Melbourne. Il Comodone si ritrova all'ottavo posto dal 22esimo. Gara pazzesca. Ma la safety non la vedo, non siamo ancora. Questa proprio non la capisco, però. Niente da fare, non siamo ancora. Vuol dire che le macchine non sono ancora allineate. Vabbè, chi se ne frega. L'importante è arrivare ottavi. Occhio per guardare la mappa, ma non andavo fuori. Intanto va sempre su carburante basso, tanto non mi possono sorpassare. Niente sorpassi in regime di safety car. Ma continua a perdere da Gutierrez. Non capisco, ragazzi, sta cosa non la capisco. È un piccolo vaneggio forse? La safety car rientra Vabbè. nel corso di questo giro. Il problema è che non ci siamo allineati, va bene così. Muoviti a zigzag, freni e pneumatici sono Purtroppo sto bug c'era anche un po' sulle altre versioni, che ogni tanto non riuscivi a allinearti. Eccole là, là, ok. Là erano. Ah sì, perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto. Meno male, dai, meno male. Adesso ho un giro per superare almeno Gutierrez. Comunque le forsine stanno andando alla grande, eh. Vai, via. Vai. Vai, comendissimo. Proviamo il miracolo. Final lap veneziano. Siamo all'ultimo giro, cerca di superare chi ti precede per conquistare dei punti iridati. Alonso è doppiato intanto. E Bianchi ottavo, pazzesco. No, pazzesco. Subito un mondiale pauroso. Con colpi di scena uno dietro l'altro. Non è che possiamo prendere la posizione a Gutierrez. Crediamoci, Comendone, crediamoci. Occhio, non tagliare. Dai veneziano, dai veneziano, dai veneziano, dai! Stai perdendo grip sull'anteriore, non stargli addosso. Mamma mia che lotta! Mamma mia che lotta con Gutierrez! Mamma che rischio! Mamma che rischio! Proviamoci almeno, proviamoci! Ah, ho sbagliato, niente da fare. Peccato, ragazzi. Ci ho provato. Va benissimo, un ottavo posto pesante come il culo della Bindi. E va a vincere Luigino Hamilton. Vittoria per Gigi, madonna!
Grandissimo ottavo posto per Veneziano, che comincia alla grande la carriera su Formula 1 2013. Ottavo posto, sì cazzo. E di resta sesto, le Force India partono a bomba, ragazzi, come nella realtà, che a Melbourne si è partita alla grande. Grandissimi. Hai ottenuto i tuoi primi punti. Allora, Hamilton, Button, Webber, Rosberg, Vettel. Le Ferrari già in merda, Dio. Ritiro per Perez, Hülkenberg, Ricciardo, Raikkonen. Massa 14esimo, Alonso 18esimo. Disastrum. 25. Sì, cazzo. E ora sei in ottava posizione nel campionato piloti. Grandi, grandissimi. E quarti in costruttori. Che inizio, raga. Che inizio, raga. E io godo, e io godo, io godo, io godo. Godimento lento, la 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 la. Fammi godere. Grandissimo, grandissimo comandone. Grazie Tori, adesso spompatori. Grandissimo, veramente una prestazione da incorniciare, ragazzi. Weekend cominciato male con le qualifiche, ma in gara ho dimostrato che a Melbourne è una gara favorevole. Col penultimo livello, ragazzi, assicuro che non è facile con questo gioco. Per un gondolaro poi ancora meno. La Formula 1 parte alla grande, vittoria per Luigino, cazzo. Grande Luigino, Luigino, c'è poco da fare. E le Mercedes subito bene, le Ferrari una merda. Ok. Perfetto, allora, email, allora Stanton, sul lavoro del team, ok. Kuala Lumpur, variabile nuvoloso, molto bene. Dati di gara, ok. Buono raga, è stato un weekend perfetto, qualificazioni insomma non meravigliose, però una gara devastante, quindi una domenica perfetta. È entrata la safety car, subito casino, ragazzi, si prospetta una carriera meravigliosa. Ragazzi, un saluto dal Comendone, ottavo postista veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.